Ci sono stati due casi separati tra di loro e quindi questo fa presagire che potremmo essere solo alla punta di un iceberg, ci auguriamo di no. Infiltrazioni o presenza che si va consolidando? Se fino a qualche anno fa si sentiva ancora discutere sulla presenza o meno della grossa criminalità organizzata in Veneto, ora il dibattito si è decisamente spostato sul quanto queste organizzazioni siano presenti, un interrogativo che potrebbe presto ricevere risposte dai filoni d'inchiesta aperti in regione. È chiamiamola malattia del sistema produttivo che noi dobbiamo identificare e trovare le modalità affinché questa non si insidi ulteriormente nel nostro territorio. Naturalmente ci mettiamo al fianco delle autorità competenti per capire meglio che cosa sta succedendo, ma ricordiamo che chi è veramente penalizzato sono invece quegli imprenditori che sanno dire di no e che si sacrificano pur di poter dire di no. Le categorie economiche sono uno dei principali soggetti chiamati in causa da quel progetto di osservatorio regionale sulla criminalità lanciato a seguito del tavolo tra il presidente Zaia e i segretari generali di CGIL e Cislewill. Sulla penetrazione delle mafie in Veneto ha probabilmente pesato la crisi economica e la difficoltà di accesso al credito di diverse aziende. Tutte le cose negative che mettono maggiormente in difficoltà le persone possono essere un incentivo, anche se non dovrebbero esserlo, ad avvicinarsi a queste modalità. Ma questo naturalmente non va fatto, cioè è una situazione da evitare assolutamente. Quindi l'appello che noi facciamo agli imprenditori è rivolgersi ad altri tipi di modalità per uscire dalle situazioni di difficoltà, ma non è facile, perché dal 2008 ad oggi soprattutto le situazioni di difficoltà ci sono forti e sono importanti ed è inutile che facciamo finta che non ci siano.